Voleva assistere a Napoli-Milan pur non avendo il biglietto, sarebbe morto così il 42enne di Bacoli Antonio Scotto di Luzio. Dalle prime ricostruzioni sarebbe precipitato da 20 metri mentre tentava di entrare al Maradona. Avrebbe cercato di raggiungere gli spalti dello stadio di Fuorigrotta attraverso una delle gallerie costruite per i mondiali d'Italia 90 e che partono dal sottopasso Claudio. Poi, mentre si arrampicava attraverso un cunicolo, è caduto da un'altezza di circa 20 metri. Con un amico voleva assistere a Napoli-Milan, ma la persona che lo accompagnava aveva desistito a causa della caduta di una trave e non incontrandolo dopo il match ha dato l'allarme e ha raccontato l'accaduto agli agenti. Per il 42enne, trovato nella notte dalla polizia, non c'è stato nulla da fare. A ricordarlo è il sindaco che lo conosceva di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione. Tony era un padre affettuoso, un uomo che adorava la sua famiglia e la sua terra. Tony è un figlio di Bacoli. Possa tu riposare in pace.